Ci troviamo nei pressi di Olbia e stiamo per visitare la tomba dei giganti su Monte Esabe. Siamo in un contesto naturale veramente molto bello, di fronte a noi abbiamo anche il castello di Pedres. Vi invitiamo a iscrivervi ai nostri canali social, Facebook, Instagram e YouTube, mettere i like e i commenti. Bene, partiamo per la visita? No, lo facciamo subito dopo la sigla! Itte bello custaneddu, itte bello core mama, itte bello core mama, itte bello core mama, itte bella sacollana, Questa tomba dei giganti è stata edificata nel XIX secolo a.C. e il tutto è iniziato con la costruzione di questa parte centrale ad allée couverte sostanzialmente, a cui poi nel XVI secolo a.C. è stata aggiunta l'esedra, assumendo la conformazione delle tombe dei giganti che noi conosciamo. La particolarità di questa tomba è che appunto si trattava di un luogo di sepoltura non per una persona sola, ma collettiva. È una delle tombe dei giganti più grandi della Sardegna, infatti misura 28 metri di lunghezza per 6 di larghezza, e ora vediamo di fare un giro attorno. È giunto il momento di provare ad entrare con la nostra proverbiale agilità. Seguitemi. All'interno troviamo un corridoio veramente molto lungo, coperto mediante queste lastre a piatta banda.
Un'altra caratteristica che appunto ritroviamo anche in questa tomba dei giganti è che man mano che si procede verso il fondo del corridoio l'altezza si abbassa. Questo è il lastrone finale, molto probabilmente appunto degradava fino a questo punto. Ora possiamo riguadagnare l'esterno. Si conclude qui la puntata. Abbiamo visitato la tomba dei giganti su Monte Esabe. Iscrivetevi ai nostri canali social Facebook, Instagram, YouTube, commentate e mettete i like. Ci raccomandiamo di venire a visitare questa bellissima tomba dei giganti, tra l'altro è veramente a pochi passi da Olbia, per cui quando arrivate con la nave per iniziare le vostre vacanze in Sardegna utilizzate quei 10 minuti, quarto d'ora per poterla venire a visitare. Alla prossima! Ciao! Ciao.